Care amiche, cari amici, buongiorno e benvenuti. Penso che alcuni di voi si ricorderanno di me, perché ho avuto il piacere qualche volta di ospitarvi in visita alla Penteller Museum o in una delle mostre che abbiamo organizzato. Purtroppo è ormai quasi un anno che tutto ciò non è più possibile, ma siccome non ci si deve mai scoraggiare e bisogna sempre pensare positivo, il museo ha aderito con entusiasmo alle iniziative di Sorriso in Più e quindi, secondo il vecchio proverbio che se Maometto non va alla montagna è la montagna che va a Maometto, ecco che se voi non potete venire al museo, è il museo che viene a voi. Ovviamente non è possibile spostare tutti i 60.000 pezzi dalle raccolte del museo e allora questi verranno portati a voi poco per volta. Tra pochi giorni sarà Natale, quindi quale occasione migliore per iniziare questi incontri parlando di alcuni dei 178 presepi con 1225 personaggi del museo? Buona visione, però prima una brevissima storia del presepe. In tutto il mondo, durante il periodo natalizio, laddove i cristiani festeggiano l'incarnazione di Dio, esiste l'usanza di erigere presepi nelle case e nelle chiese. I presepi sono rappresentazioni artistico-figurative della nascita di Gesù nella mangiatoia di una stalla a Betlemme. Nella capanna vediamo la Sacra Famiglia con l'asino e il bue davanti ai pastori ed altri personaggi. L'adorazione dei saggi d'Oriente, i tradizionali 3 Re Magi, viene inclusa nel paesaggio il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Comunemente il padre del presepio viene considerato San Francesco d'Assisi, poiché a Natale del 1223 Papa Onorio III gli permise di uscire dal convento di Greggio e quindi egli eresse una mangiatoia all'interno di una caverna in un bosco. Vi portò un asino ed un bue viventi, ma senza la Sacra Famiglia. Il santo poi tenne la sua famosa predica di Natale davanti ad una grande folla di persone, rendendo così accessibile e comprensibile la storia di Natale a tutti coloro che non sapevano leggere. Nella Cappella Sistina della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma si può ammirare uno dei più antichi presepi natalizi. Fu realizzato in alabastro nel 1289 da Arnolfo da Cambio. Il presepio ha la forma di una casetta in cui è rappresentata l'adorazione dei Re Magi. La fine del XVIII secolo fu contrassegnata dall'illuminismo e dalla secolarizzazione. In alcuni luoghi vennero vietati i presepi, soprattutto in Baviera si dovette eliminarli tutti dalle chiese. Furono portati nelle case dei contadini e così se ne evitò la distruzione. A cavallo dei 2 secoli diminuì sensibilmente l'interesse per i presepi, soppiantato dal più laico albero di Natale, ma ai giorni nostri ne è di nuovo ritornato l'interesse, come dimostrano le associazioni di presepisti fondate ed attive un poco ovunque. Entrando nella stanza dei presepi siamo accolti da un festoso scampanio. Siamo di fronte a un presepe veramente grande, con centinaia di personaggi. La parte tradizionale è costituita da figure in terracotta degli anni 50 che secondo la tradizione si recano verso la capanna.
re magi, pastori, giovani, vecchi, tutti vanno verso il bambino Gesù. Accanto alla parte tradizionale notiamo la ricostruzione delle chiese più importanti della cristianità, innanzitutto la Basilica di San Pietro col suo inconfondibile colonnato, poi il Duomo di Milano e evidentissima la salita cosiddetta del Rosario, la via delle Cappelle che porta al Sacro Monte di Varese, bellissimo paese e inconfondibile. Accanto spicca la mole del Monte Rosa, come la si può osservare dal lago di Varese, e sotto la chiesetta della Madonna delle Nevi di Macugnaga. Accanto la chiesa di San Giovanni Battista di Gavirate. Avvicinandoci alla chiesa notiamo un particolare interessante. Tutte le costruzioni sono realizzate in cuoio. Ma non solo le costruzioni, anche tutti i personaggi. E osservando il presepe con attenzione notiamo veramente centinaia di personaggi che si annidano in ogni angolo. Piccoli paesi, contadini, cammellieri, castelli, tutto realizzato in cuoio. Ma c'è un motivo. Questo presepe è opera di un lavoro di parecchi anni del signor Miglierini. Ma se abbassiamo lo sguardo, con sorpresa scopriamo al di sotto un secondo presepe, sempre degli anni 1950, anche questo con delle bellissime statuine di gesso, tutte dipinte a mano.
Ci vorrebbero ore per descrivere tutti i presepi dell'Appenzeller Museum. Soffermiamoci solo pochi istanti su un grande presepe interamente realizzato a mano. Ogni personaggio, ogni figura, ogni dettaglio è stato realizzato con un realismo impressionante e con una meticolosità che può solo essere frutto di un grande amore.
Care amiche e cari amici, certo che di presenza sarebbe un'altra cosa, ma sono certo che lo potremo rifare presto. Bene, per darvi appuntamento alla prossima puntata, non mi resta che augurarvi un sereno e felice Natale.